Buona giornata a tutti da Alberta Bellussi. Oggi siamo ad una nuova puntata della nostra rubrica. Oggi svincoliamo un po' dagli argomenti dell'ecologia, ma siamo perfettamente dentro all'argomento del nostro territorio, perché sono quasi emozionata ad averti come ospite. Ho ospite Maria Grazia Patella, che è il cuore pulsante dell'Opera in Piazza di Oderzo, nonché presidente dell'associazione musicale Oder Atto Secondo. Io e Maria Grazia ci lega un'amicizia, ma io oggi l'ho invitata perché lei ci parli della sua creatura. Maria Grazia vive l'opera a livello emotivo, la vive proprio come sia un suo figlio, come sia una sua creatura, e più si avvicina alla data dell'opera più queste emozioni diventano esplosive ed eccessive. E così volevo dirti due cose di quello che dà a me l'opera e poi lascio tutto lo spazio a te. Io sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno portato all'opera che ero piccola, e credo che l'opera lirica o si ami da subito, allora se la ami per sempre, o poi ti puoi educare all'opera, però se c'è amore è amore immediato. E mi ricorda un po' il film, sai, Pretty Woman, quando lui la porta all'opera e lei dice mi si sono perfino aggrovigliate le budella da quanto mi è piaciuto, no? E ho fatto un esperimento con mio figlio l'anno scorso, l'ho portato a vedere Aida. Loro l'anno scorso hanno fatto una Aida spettacolare e ho detto: Riccardo, vuoi venire? E lui mi ha detto: sì mamma, io vengo a vedere l'opera. E io ho detto: Madonna mia, un bambino di 10 anni che viene a vedere l'opera. È stato tutto il tempo, alla fine gli ho detto: ti è piaciuto? Mamma, io ci voglio tornare, mi è piaciuto un sacco. Quindi credo che tu stai facendo una cosa bellissima per Oderzo, perché l'opera in piazza dovete sapere che porta persone da tutta Europa, se non anche dal mondo. Sì. E quindi Maria Grazia, come è nato il progetto dell'opera, che è nato ormai 26 anni fa? Di chi è stata l'idea? Da dove parte questo bellissimo progetto? 3 parole. Sì. Sogno, una frase e 25.000 lire. Questi sono i 3 elementi base, quelli che hanno dato il via a questa avventura che dura da 26 anni. Il sogno è quello di una bambina di 9 anni che viveva a Palazzo Ottoboni Saccomanni, di fronte al Duomo, che ascoltava i dischi di suo papà e soprattutto le arie di Giuseppe Di Stefano, che poi diventerà il suo idolo. Guarda dalla finestra del suo salotto la piazza, vede le processioni di cavalleria rusticana della Pentecoste e sogna la cavalleria rusticana. Quindi un sogno che ha origini... Tu, insomma, dalla tua finestra avevi questo sogno? Dalla finestra. Quando avevo 9 anni avevo già... pensato... Avevo già pensato, era impossibile perché la piazza c'era la strada, c'era la gente, le macchine. Siccome Maria Grazia, oltre ad essere un bravissimo soprano, è anche la moglie di un bravissimo tenore famoso in tutto il mondo, che è Miro Solman, quindi tu avevi già anche pensato che forse tuo marito sarebbe stato... Non sapevo che cosa quindi mi avrebbe... il tuo destino ti ha portato verso la lirica. Però anche quando ho sposato questo tenore, in seguito avevo, non dico dimenticato questa cosa, ma sapevo che era impossibile perché quindi l'avevi accantonata. La piazza serviva la gente per passare, quindi come potevi fare un'opera lirica? Poi cosa succede? Nel 1991 sono andata al Teatro Cristallo a trovare il direttore Bertillo Darè per concordare la proiezione di un filmato per i bambini delle scuole. E Bertillo mi dice: guarda che fra qualche giorno vado alle terme di Rugascas Latina. Mio marito era a Maribor, a pochi chilometri, che cantava una bellissima produzione. Allora ho invitato Bertillo ad allungare il suo percorso viaggio e magari andare a sentire Miro e salutarmelo. Quando mi ha chiesto cosa stava cantando Miro, ha cominciato a guardare oltre e proprio con gli occhi quasi trasognati mi ha detto: "Vutu che affene a Oderzo?" E cosa stava cantando Miro in quel momento? Questo te lo dico dopo. Ah, ok. Vutu che la fene a Oderzo è stata la frase chiave di tutto.
Io ovviamente non conoscevo nulla di organizzazione, non sapevo niente, non sapevo neanche cosa fosse la parola sponsor. Lui mi ha spiegato e io sono partita in tromba e sono entrata nel primo negozio vicino al teatro, quello di Mario Scardellato che vendeva elettrodomestici, e praticamente mi ha dato 25.000 lire. Come primo sponsor. Il primo Quindi sponsor. tu te lo ricordi, Sì. è stato quello che ti ha dato Sì. l'input per partire. Quindi questi 3 elementi sono gli elementi base della nascita di questa enorme avventura che ha 26 anni. E quindi la prima opera qual è stata? Adesso La prima opera allora è stata La Traviata. C'era la regia di un grandissimo regista russo, Václav Orlikovský, che era assistente di Karajan. Come interpreti c'erano Miro, mio marito, e Natalia Vorobiova, una giovane cantante di Chernobyl che purtroppo ha fatto una fine molto tragica. Aveva nella voce i colori della Callas. Ah, sì. Sì, comunque fu una cosa importantissima per la città, perché l'opera lirica ritornava dopo decenni, mancava da prima dell'ultimo grande conflitto. Aveva già conosciuto l'opera lirica? L'avevo conosciuta perché nell'Ottocento c'era questo piccolo teatro sociale, okay. presente dove c'è il Toresin, sì. C'è una banca e al posto della banca c'era il teatro sociale, e lì arrivavano questi piccoli impresari che si spostavano da una città all'altra e con pochi mezzi molto poveri, comunque portavano questa forma di cultura. L'opera in realtà è italiana, è nata in Italia, sì. Ed è uno dei patrimoni culturali più belli che abbiamo. Sì. E credo che insieme a tutta l'arte che noi abbiamo, anche l'opera lirica vada proprio conosciuta, tutelata, promossa. Ma la cosa grande, sai, è il fatto che questa opera lirica è conosciuta in tutto il mondo. E poi dico, io sono stata spesso all'Arena, ci sono persone che vengono dall'America, dall'Australia, sì. E stanno ore in coda per poter vedere Aida, Rigoletto. Ma certo, è il prodotto che fa più italianità in tutto il pianeta. E poi si canta in italiano. E poi si canta in italiano, ma tornando alla nostra Traviata, la cosa grande, a parte per Oderzo riportare l'opera lirica dopo decenni, ma una cosa importante per la Slovenia, perché nel 1991 spiravano già i venti di guerra. Quindi nella Pasqua del 91 la Slovenia ha fatto un referendum popolare e ha dichiarato la sua indipendenza dalla Jugoslavia. Quindi per la prima volta nella sua storia un teatro sloveno portava in Italia, oltre frontiera, un'opera italiana cantata in italiano. Quindi era è chiaro, loro respiravano le arie della libertà, è chiaro. E infatti quindi anche un messaggio sociale bellissimo. Straordinario, quindi immagina per loro e anche per noi. E quindi organizzare uno spettacolo come di questa portata che fa venire persone comunque da adesso, dopo 26 anni, sì. Ci sono persone da tutto il mondo che vengono. Da tutto il mondo, abbiamo lavorato tantissimo. Cosa vuol dire per una cittadina piccola come Oderzo avere uno spettacolo di sfogo così internazionale? Si capisce l'importanza? Sì, io credo che la città si senta orgogliosa di avere una realtà del genere. Oltretutto, guarda, dall'anno scorso il nome di Opera in Piazza si affianca molto timidamente, molto umilmente al nome della Fondazione Arena di Verona, perché sì, perché Opera in Piazza ha delle collaborazioni, abbiamo delle collaborazioni molto importanti. Sì, l'anno scorso l'Arena di Verona ci ha messo a disposizione le scenografie più importanti nella storia del Festival Areniano. Stiamo vedendo, l'anno scorso c'era proprio Aida, no? Per cui aveva... questa fotografia si riferisce al 2002. No, prima c'era la foto Sì, la persona che vedi con i capelli bianchi al centro è una persona importantissima. Lei è la Simonetta Puccini, unica discendente ed erede di Giacomo Puccini. Non so se mi spiego. Per valorizzare il nostro... Sì, anche perché Maria Grazia ha invitato in tutti questi anni, ha avuto degli ospiti eccellenti che sono venuti a farle visita alla sua manifestazione. Questa è la moglie di Pavarotti, mi sembra sia Questa Adua. È la Adua Veroni, la prima moglie di Luciano Pavarotti. Siamo molto amiche, ci scriviamo un giorno sì, un giorno no.
Lei mi dà sempre consigli, mi tira su il morale, vedi. ci scambiamo delle opinioni. Poi comunque hai avuto anche, questo mi sembra sia il sindaco di Questo Maribor. è il sindaco della città di Maribor. Che collabora da cappello, sempre con l'Opera sì. in Piazza. Sì, spesso, Sì. Non sempre, No, perché dico, da tanti anni sì. collaborate, no? Però prima, a fianco della signora Adua, c'era un personaggio ancora più illustre. Se possiamo rivedere quella, eccolo qui, lo vedi chi è quel signore? Bene, lui è stato il più importante sovrintendente del più importante teatro lirico del mondo, cioè della Scala di Milano. E lo ha fatto per 15 anni, è il dottor Carlo Fontana. Vedi, quindi e comunque queste persone vengono, per cui vuol dire che la tua creatura è cresciuta, è diventata grande e ha un grande valore anche internazionale. Diciamo che loro sono amici, perché è ovvio che nel corso della lunga carriera di mio marito, che sono 40 anni che canta in giro per il mondo, abbiamo conosciuto tutti. E loro vengono molto volentieri a Oderzo perché sentono un clima di gioia, di entusiasmo, clima di familiarità. Comunque quando uno sta vicino a te l'entusiasmo proprio lo respira. E no, perché se no guarda. Una cosa volevo chiederti, Maria, si chiama Opera in Piazza Giuseppe Di Stefano, e come mai l'hai dedicata a lui? Questo intanto è... Diciamo, mi riporta ai miei sogni di bambina, quando mio papà mi faceva sentire tutti i grandi del passato, da Pertile a Caruso a Gigli, del Monaco, che poi diventerà il mio maestro di canto, ma soprattutto di Stefano, perché lui ha un canto che ti entra nell'anima. Anzi, ti do un consiglio: vai ad ascoltare un'aria cantata da Giuseppe Di Stefano prima e da un altro tenore dopo, chiunque sia, anche il più grande. E tu sentirai che c'è un mondo di diversità. Tanto che, questo è una battuta che ricorre sempre nell'ambiente della lirica, non vuole denigrare nessuno, non vuole esaltare uno piuttosto che l'altro, però la grande artista Magda Olivero diceva sempre: se dobbiamo confrontare la voce di Giuseppe Di Stefano con quella di Luciano Pavarotti, sarebbe come paragonare un diamante a un sasso. Senza nulla togliere al grande Luciano Pavarotti. Ma una cosa mi viene da chiedere: il tuo entusiasmo sicuramente è un valore aggiunto a questa manifestazione, la tua tenacia, la tua voglia di comunque ogni anno di portare a termine questo, ma come fa in un momento comunque di crisi, di tagli, di contributi, di sponsor che comunque non sempre possono dare quello che davano una volta, come si fa a rimanere in piedi con questo entusiasmo? Guarda, mio papà mi diceva sempre: hai scelto una strada difficile, però se ci credi vai avanti. E io sono come mio papà, quindi non mollo. Di fronte agli ostacoli più incredibili di questi 26 anni... Ti nasce una forza ulteriore. Sì, e la forza sai da chi mi viene? Da chi? Beh, a parte la mia passione... Tua ce l'hai. Certamente, però devi avere anche un supporto esterno alle tue passioni, quindi il pubblico. E quindi la gratificazione che ti danno le persone. Il pubblico che ti scrive poesie, allora scendi nella cassetta della posta, ci sono le poesie... Perché comunque chi vuole vedere anche tutto quello che si svolgerà prima di arrivare a Opera in Piazza, Maria Grazia ha una pagina Facebook. Sì, la pagina Facebook Opera in Piazza, andate a vedere, sto facendo interviste a manetta. Lì trovate di tutto, trovate curiosità culturali, curiosità musicali, foto. Sì. E comunque l'opera di quest'anno, quando avverrà? L'8? Allora, quest'anno facciamo l'8 e il 9 di luglio la Turandot di Giacomo Puccini. Avremo anche in questa occasione grandissimi interpreti. Dopo ti dico di questi due straordinari interpreti, e anche grandi personaggi del mondo della cultura, del teatro, della lirica, che saranno nostri ospiti in quell'occasione. E le scenografie saranno sempre dell'Arena? Allora, per quanto riguarda le scenografie dell'Arena, sono andata nei magazzini dell'Arena quest'anno per pescare qualcosetta, però non ho trovato nulla che si potesse combinare con le nostre scenografie, quindi stiamo lavorando per sostituire forse c'è una foto con le Sfingi
che accoglievano il pubblico all'ingresso di Opera in Piazza. Adesso magari. Ecco, eccole qua, queste sono le Sfingi. Noi stiamo sostituendo queste Sfingi del 1913, pensa, le prime al posto con dei leoni cinesi. Okay. E quindi abbiamo un amico scultore che ti dedica a questo lavoro. Che sta realizzando questi grandi leoni cinesi, verranno poi dipinti in oro. Alla fine ne avrai un oggetto fatto quasi di porcellana. Quindi non si può mancare quest'anno sicuramente. No. Opera in Piazza l'8 e il 9 luglio. Sì. C'è, se volete, c'è il sito internet che è www.operainpiazza.it e lì trovate tutte le informazioni per poter trovare i biglietti, come poter accedere. Una cosa volevo chiederti: se tu avessi una lampada magica per Opera in Piazza, che desiderio avresti per la tua creatura? Il mio desiderio grande sarebbe che la nuova amministrazione comunale capisca l'importanza, appoggiasse e sostenesse il progetto che ho nel cuore da diversi anni, un progetto di sviluppo che potrebbe trasformare Oderzo, la potrebbe portare nell'Olimpo delle cittadine più appetibili. Anche perché in Veneto credo che Opera in Piazza sia forse seconda all'Arena, perché non ci sono tantissime. Come qualità di spettacoli, come partecipazione del pubblico, come imponenza degli allestimenti scenici e come notorietà sicuramente, ma da anni ormai siamo secondi. Maria Grazia, noi siamo quasi arrivati al saluto. C'è qualcosa che non hai detto che ti piacerebbe dire? Lascio questo minuto a te per dire qualcosa e poi salutiamo i nostri telespettatori. Vorrei dire questo, vorrei dire che cos'è per me l'opera. Per me l'opera è una somma, è la somma dei miei sogni di bambina, la somma dei miei anni passati in conservatorio con le lezioni del grande Mario del Monaco, la somma di tanti momenti ad ascoltare Pippo Di Stefano, il mio grande amore, la somma di anni durante i quali ho cantato in giro per il mondo e soprattutto la somma di questi 26 anni di grande impegno e di grande passione. Ma pensate che mentre mi dice queste cose è quasi emozionata, per cui sì. L'opera è la tua vita. È la mia vita, perché stavo pensando a mia suocera che mi dice sempre: Tosa, se ti noti all'opera ti sei morta. Ecco, e con questa noi vi salutiamo, ti ringrazio tanto, è stato bellissimo passare questa mezz'ora con te, grazie e ci vediamo la prossima settimana, grazie a tutti con Maria Grazia Patella e l'Opera in Piazza di Oderzo. Venite tutti, mi raccomando. Arrivederci. Arrivederci.